Già per noi oggi essere qui è un grande passo, perché come sapete non ci avete visto, non abbiamo fatto forse quel rumore che si aspettava, ma per una grande scelta consapevole nel rispetto di mia sorella. Cioè il nostro silenzio è stato per lei, per una vita spezzata a soli 26 anni. Fa male e non è solo quello che viene inflitto, ma è tutto il sistema e quanto male e il dolore che si prova dopo. Guardate che bisogna scegliere poi di vivere. E non è facile fare questo passaggio. Soppesa le parole Nicola Ballan, fratello di Vanessa, la giovane mamma coltellata nella sua casa di Riese Pio X il 19 dicembre 2023 da Bujar Fandai, il 42enne condannato la scorsa primavera in via definitiva a 26 anni e 10 mesi di reclusione. Lo fa con accanto i genitori Roberta e Stefano e davanti alle centinaia di persone che sotto la torre civica di Castelfranco si sono ritrovate per ricordare l'ultima vittima di femminicidio in Veneto, Tania Terrin, la 39enne uccisa dal suo ex a Camponogara nel Veneziano. Troppe le similitudini a 3 anni di distanza tra le due tragedie. Non c'è solo il dolore a legarle, ma anche quelle denunce di fatto che poi si sono rivelate inutili. Anche Vanessa aveva denunciato il suo stalker prima che diventasse un assassino libero di farle del male. Da qui la decisione di rompere un riservo carico di dignità. Non riesco ad accettarlo e sono abbastanza allibito che le modalità siano le stesse e invece dobbiamo evitarla questa cosa. La denuncia è già un grande passo, la denuncia vuol dire arrivare con un carico emotivo importante e con davvero tante paure. Il dolore e la rabbia, racconta Nicola, si alternano di fronte allo stillicidio di violenze. Manca Vanessa, mancano i suoi 26 anni e la sua allegria. La ferita certo non si rimargina, ma può assumere nuovi significati. Stiamo andando verso i 3 anni, anche se non sembra. 3 anni da quando mia sorella non c'è più. E continuano a succedere, quindi quando ho ricevuto questo invito ho detto ok, è ora di rompere un po' questo silenzio, non giriamoci dall'altra parte, veramente potrebbe fare la differenza, una parola, uno sguardo, guardate che è fondamentale, in qualsiasi ambito voi lavoriate o qualsiasi sensibilità voi abbiate, siateci, cioè dovete esserci, ve lo chiedo con il cuore. Ve lo chiedo con il cuore e trasferitelo a chi può ascoltare, cioè tutti. Grazie.